mare. Ora vi conto la storia del bambinello Gesù. Sta storia ci dice antichissime, almeno a Ferla. La storia racconta o difficile quando travagliato cammino di Giuseppe e Maria Ota a Betlemme. Esistono diverse varianti della storia del bambinello Gesù, tutte nacquero intorno al 1700 per opera di fraticelli che giravano per i paesi e raccontavano come un Messia venne in questo mondo. Questa è una variante tutta ferrese, in gallo italico, e noi già presentemmo sotto forma di libro, cantata. La storia del bambinello Gesù. La prima giornata, la storia del bambinello Gesù si apre con i protagonisti. Giuseppe e Maria, dopo aver udito l'editto o banno di Cesare, sono costretti a recarsi a Gerusalemme. Il censimento li attende, o freddo e o ielo li accompagneranno lungo tutto il viaggio. Questa è la prima giornata. La giornata che segue è incentrata sull'idea dell'ospitalità. Giuseppe immagina, prima della partenza, che gli amici e i parenti daranno loro conforto, un cezzetto necessario per superare le avversità del viaggio. Contento, felice e entusiasta per la sposa incinta, e è certo che non mancheranno nemmeno i complimenti per Maria, la sua sposa. Questa da novena è la seconda giornata.
Nannaredde sono i cantori, la novena siciliana. Durante la terza giornata cantavano l'inno da partenza dei due sposi. Un lungo viaggio, spesso travagliato, dove il freddo e il gelo fa sempre da padrone. Bisognante, sposa mia, a parte dall'infretta, diceva Giuseppe a Maria. Sbrighiamoci, su, veloce, che il censimento di Cesare non può aspettare. Questa la novena è la terza giornata. San Giuseppe ce decía, sposa mia, in compagnia, sto viaggio contemplare, cammare lunga via. E alle gran pregone scene, da Cesare lo fanno, su Giuseppe Bettalemme, ogni Gesù l'abitano. San Giuseppe ce decía, la sua sposa diletta, bisognando sposa mia, che a partere all'imprenta, bisognando sposa mia, che a partere all'imprenta. Finalmente a Betlemme. Contento e felice Giuseppe bussa alla porta dei suoi amici e dei parenti, che affacciandosi alla finestra e vedendole così, povertate, brovolazzate, meschine, sudici, spiano, domandano: che volete? Giuseppe rispose: vieni qua, che m'arrezzettate, che non hai nessun aiuto. Io e la mia sposa non conosciamo nessuno e vorremmo ospitalità, gestoro, dopo lungo viaggio. E questa la novena è la quarta giornata. Se partio tutto contento, la sua sposa poi se portavo, su Pugliano portamente,
quinta giornata vede la folla di cittadini che trovano alloggio, chi c'ha le locande, chi c'ha le osterie del luogo. Solo figlio di Dio non trova ceparo, mentre i lauci, i cavalieri, i nobili stanno già di fronte ai fuochi d'un camino, già serenati da un piatto cauto, mentre lo sconforto di Giuseppe, che gran confusione, pervade lo stato d'animo dei due, cavagano tra le vie della città, e nessuno sembra dare loro nanticché de conforto, non reparo. Nonostante le condizioni da sposa di Maria che peggiorano, un picciriddo sta per nascere, ma ebbe a mezze estate ancora tutto Dio. Festa da novena è la quinta giornata. Buono passeggeri che non abbiano lo rezzetto, sono Dio dall'alte sfere che ci persono un rispetto. Alla gran confusione San Giuseppe che approvava, quando mai se lo suppone la pioggia è incessante, aerata, un fritto, un ielo, nella più lunga notte commuovono, ma Maria senza rezzetto ci scorreva a mezzo alle sciate. Nessuno vuole dare ristoro ai protagonisti della nostra storia, mentre la Santa Vergine Maria bussava insieme con bambino Gesù, Giuseppe alle porte degli amici e dei parenti è sconfortato. La confusione pervade e il bambino sta per nascere. Festa da novena è la sesta giornata. Alla pioggia che cadeva, lo gran freddo e la irata, quanto male ci faceva alla vera.
e a Maria, mentre esciate, ci comparve lo pellegrino, ci insegna una contrada ne da rutta da vicino. Dopo tanto sconforto e la confusione di Giuseppe, che non trova ospitalità, comparve un pellegrino, forse un angelo, che gli mostra una grotta in una contrada vicino. Siamo nella Scampia di Betlemme. È la notte che precede la nascita do Messia e i pastori sentono già nell'aria che un evento eccezionale caratterizzerà la prossima giornata. Questa da novena è la settima giornata. Maria mezza alle strade ci comparve un pellegrino, ci insegna una contrada ne da tutta da vicino. L'uomo fatto pellegrino dallo cielo fu mandato, gli era l'angelo divino che da rotta ci ha insegnato. I pastori annunziano ora nasce un Messia, nuovamente alle fretture aperta le mie na Scampia, nuovamente alle fretture aperta le mie na Scampia. L'ottava giornata, la storia vede finalmente la nascita del bambinetto Gesù. Nudo in mezzo e freddure, c'ha le braccia di Maria e Cristo. Questa giornata è in netto contrasto con l'idea di ospitalità che hanno ricevuto i nobili, i cavalieri e i signorotti locali, lanciando una massima che pervade un sentimento do Natale cristiano. Nasce povero amore per la sua divinità. Un bambino che è tutto amore e ne perdona i peccati. Questa da novena è l'ottava giornata. I pastori annunziano era nato lo Messia e ognuno lo adorava nelle braccia di Maria. Nasce povero pamore per la sua divinità, un bambino è tutto amore e ne perdona le peccate. A settore se sentia l'armonia
L'ultima giornata vede l'arrivo dei Geadurante, di Gesè dall'Oriente, che in compagnia della stella giungono insieme ai pastori nella grotta da natività. L'adorazione e le speranze sul Massia atteso caratterizza queste ultime pagine da storia do bambinello Gesù. Questa da novena è l'ultima giornata. Se partino le Geadurante, le Gesè dall'Oriente, con la stella in compagnia va ad adorare lo Messia. San Giuseppe camminava con Maria s'incontrava e ci disse sposava da questa è l'ultima giornata. Ci mancavano palazzi allo re della natura che nasceva nelle rampazze della povera mangiatura, che nasceva nelle rampazze della povera mangiatura. I canti e conti, l'amministrazione comunale di Perla vi augurano buone feste, buon Natale, grazie per averci ascoltato. È stato un piacere concludere qui questa mini tournée La storia del bambinello Gesù. Grazie ancora di cuore e buon Natale, grazie ancora e grazie all'amministrazione comunale di Perla per averci voluto ancora quest'anno qui a No Paese Nostro. Grazie. Bravi.